Il network Casa Clima di Venezia si è riunito per la prima assemblea soci del 2012, facendo il punto sulla situazione ed evidenziando i punti forti del lavoro svolto. Vediamo il servizio. Risale a sabato 27 ottobre la convocazione della prima assemblea plenaria dei soci del network Casa Clima di Venezia. All'incontro, svoltosi presso la sede della Confartigianato di Jesolo, è intervenuto il presidente della Confartigianato di San Donà di Piave, il Debrando Lava, lasciando poi spazio ad una relazione del presidente dello stesso network Casa Clima, Paola Montagner, la quale ha fatto il punto sull'attività svolta durante il primo anno. Il network Casa Clima, fondato nel maggio 2011, ha lo scopo di diffondere nel territorio nuove proposte per migliorare l'efficienza energetica e dare sempre più vita alle costruzioni ecosostenibili. Sappiamo che l'energia è la chiave della sostenibilità, però oggi non è più sufficiente parlare solo di efficienza energetica, anche se oggi purtroppo la questione energia non è ancora risolta, però per poter progettare bene dobbiamo considerare anche altri temi, dobbiamo prendere in visione altri criteri. Perché costruire significa operare per una certa durata di vita, perché se oggi voglio progettare e consegnare un edificio, questo edificio dovrebbe funzionare per qualche decennio, forse anche per qualche generazione, per cui devo essere consapevole delle sfide a cui devo rispondere. Attraverso campagne di informazione e promozione, Casa Clima ha introdotto tali tematiche anche all'interno degli istituti scolastici, realizzando il famoso progetto Mini Casa Clima, che ha visto i giovani studenti delle scuole medie e superiori all'opera nella progettazione e costruzione di una casa ecosostenibile dalle piccole dimensioni. Casa Clima ha inoltre consegnato, al termine dell'assemblea tra soci, i diplomi ai partecipanti al corso base Casa Clima Professionisti, una serie di incontri volti alla sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti le costruzioni ecologiche e veri e propri insegnamenti e attività di assistenza e supporto alla certificazione Casa Clima, al fine di informare e aggiornare i cittadini, i professionisti e anche le pubbliche istituzioni.